Buonasera, buonasera amici e amiche di Sport di Più, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Sport di Più Live, una serata dedicata allo sport, come sempre. Siamo in periodo di Olimpiadi, però questa sera vogliamo spostare un po' il focus. Il titolo della puntata è abbastanza eloquente: sport e disabilità insieme si può, e appunto questa sera vogliamo trattare questo argomento che tante volte è un po' anche inflazionato, perché non trattato secondo noi nel modo giusto, ma questo binomio può sicuramente portare a benefici per persone che hanno ovviamente delle disabilità. Gli ospiti questa sera sono importanti, sono ospiti che possono dire sicuramente la loro in questo ambito, e io ve li vado subito a presentare. Il professor Leonardo Zoccante, responsabile del Centro Regionale per l'Autismo. Buonasera Leonardo. Poi abbiamo qui davanti a me Cristina Bosio dell'Associazione Autismo Verona. Buonasera Cristina. Poi abbiamo Isabella Brambilla, presidente del Dravet Onlus Italia. Buonasera. Ho tenuto per ultimo Pietro Battistoni, che è presidente di Abeo, ma anche ovviamente titolare del ristorante Al Calmiere, che ci ospita questa sera, quindi grazie doppiamente per essere qui con noi. Grazie. Poi qui al mio fianco Carlo Piccoli, responsabile della VK Events, che quest'anno organizza gli internazionali di tennis a Verona. Buonasera Carlo. E ultima non ultima, Alice Leonardi, presidente dell'associazione Ippocampo. Buonasera, ciao Alberto. Beh, insomma, ospiti importanti, argomenti importanti, e io entrerei subito ad analizzare il mondo della disabilità. Darei subito il microfono al professor Leonardo Zoccante, che, come dicevo prima, è responsabile del Centro Regionale per l'Autismo, e chiedo al professor Zoccante di rappresentare un po' e di presentare l'attività che svolge presso il Centro Regionale per l'Autismo, che è sito presso l'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Sì, buonasera. Il centro regionale è ubicato presso l'ospedale Donna Bambino, padiglione 29, padiglione 30 dell'azienda ospedaliera di Verona. Si tratta di un centro che ha una valenza nazionale, perché si pone, su più ambiti, non solo la diagnostica clinica, in particolare utilizzando gli strumenti che sono più aggiornati e più riconosciuti a livello internazionale, ma si attua anche ricerca. In particolare stiamo conducendo un importante lavoro di ricerca sull'intercettazione precoce, cioè riuscire a diagnosticare il bambino già entro il primo anno di vita, che è una cosa abbastanza difficile, ma con l'utilizzo di strumenti moderni siamo in grado oggi di rintracciare, intravedere quelli che possono essere i sintomi precoci. E poi abbiamo tutto un lavoro di formazione, di organizzazione, e in particolare in rapporto sia con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Regione Veneto, di coordinamento delle equip che si dedicano ai disturbi dello spettro autistico nell'ambito della nostra regione. Quindi un lavoro piuttosto importante, perché è un lavoro che non guarda solo la clinica, ma che guarda anche la formazione e la preparazione del personale che si dedica al mondo dell'autismo, ma in generale alla disabilità. Grazie. Bene, questa qua è la presentazione del Centro appunto regionale per l'autismo e delle attività. Passerei poi a Piero Battistoni, che ci spiega un attimino invece qual è l'attività di Abeo Verona. Buonasera a tutti. Sostanzialmente i nostri bambini guariscono, nel senso che il bambino oncoematologico, dopo un periodo di clinica, di terapie, a tutti gli effetti diventa un ragazzo normale. Pertanto nel periodo in cui viene somministrata la chemioterapia o altri farmaci, sicuramente lo sport è terapia. Qualsiasi tipologia di sport fa bene alla muscolatura dei nostri bambini, che sono tartassati dalla chemioterapia. Diciamo che rimangono più dei residui psicologici, perché sono piani terapeutici che vanno dai 5 ai 7 anni, e se non ci sono recidive, perché poi si ricomincia tutto da capo se ci dovesse essere una recidiva. Però abbiamo ragazzi che hanno 35-40 anni, che hanno
oltretutto fatto famiglia, hanno avuto dei figli, e vuol dire che il fisico ha ripreso il suo status naturale. Io sono sempre convinto e porto la voce di un reparto difficile, di un reparto molto complesso, che lo sport rimane sempre la terapia migliore sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista fisico, ma soprattutto sotto il punto di vista psicologico, perché il bambino si confronta con altri suoi coetanei in momenti di rilassatezza e momenti di sport. Grazie Piero. Allora, abbiamo visto queste due situazioni dove lo sport può aiutare sicuramente ad uscire da situazioni di difficoltà. Ora entriamo un po' nello specifico, perché a fianco a queste due realtà, quindi Centro Regionale per l'Autismo e Abeo Verona, ci sono delle associazioni che lavorano per promuovere, per aiutare l'attività appunto di queste due grandi realtà veronesi che operano sia su Verona ma anche fuori Verona. E a tal proposito io partirei subito da Cristina Bosio dell'Associazione Autismo Verona e gli chiedo appunto di presentare questa associazione. Grazie Alberto, grazie anche di essere qui stasera perché è molto importante sport e disabilità. Per quanto mi riguarda, io sono qui stasera, faccio una piccola precisazione, non come associazione. l'Autismi Verona è un coordinamento provinciale di 4 associazioni. Abbiamo voluto come genitori di bambini e ragazzi con autismo radunarci un po' a livello provinciale per essere un'unica voce anche nei confronti del territorio e delle istituzioni. Quindi io stasera sono qui come coordinatrice di questa rete che è formata da 4 associazioni, dal gruppo Asperger Veneto, mi piace citarle, dall'associazione ANSA, Associazione Nuovi Talenti Speciali per l'Autismo, dall'associazione Cofagra, un'associazione la prima nata su Verona che ora ha figli adulti autistici, e l'associazione Abala della Lessigna. Sono 4 associazioni, siamo circa 350 famiglie sul territorio veronese e in questi ultimi 10 anni, anche forse 15, alcune di loro anche di più, abbiamo cercato di avvicinarci molto alle istituzioni come genitori e ci siamo inseriti un po', ecco perché mi fa piacere essere qui questa sera, a colmare quei disservizi che non ci sono sul territorio, soprattutto anche negli ultimi anni in maniera massiccia sul tempo libero. Ecco che quindi lo sport cade proprio all'interno di questo contenitore da riempire in maniera funzionale, ma anche in maniera diciamo così creativa, e dove proprio i nostri ragazzi, i nostri bambini possano giovare a 360 gradi dell'immersione in tutti gli sport, alcuni devo dire più di altri, ma poi magari se avremo l'occasione di approfondire. Poi andiamo ad approfondire. Isabella Brambilla, presidente di Dravet Onlus Italia, una breve presentazione anche della Onlus. Sì, buonasera a tutti. Dravet Italia si occupa prevalentemente di epilessie rare e complesse, in particolare la sindrome di Dravet. Collaboriamo anche noi con la neuropsichiatria infantile di Verona, dove abbiamo creato un centro di ricerca proprio per le epilessie rare e complesse, soprattutto in età pediatrica. Oltre a questo, ovviamente, il problema non è solo la ricerca, le terapie, ma è la quotidianità e la vita, e concordo in pieno che lo sport è una terapia che purtroppo ha ancora troppe barriere. I nostri ragazzi hanno bisogno di stimoli e soprattutto dopo tante terapie, anche un po' di normalità, per cui come associazione, insieme ad un gruppo di associazioni locali, abbiamo promosso l'integrazione con il golf, con lo sci. Hanno partecipato l'anno scorso, prima della chiusura, allo Special Olympics di Sappada, per cui altre forme karate o altre attività sportive, perché per questi ragazzi lo sport è integrazione con i coetanei, è nuovi stimoli, motivazione e soprattutto, una volta tanto, riuscire a mettersi in gioco e poter anche loro raggiungere i loro traguardi. Una cosa importante: serve tanto lavoro, serve il supporto delle associazioni sportive che si impegnino di più a integrare questi ragazzi nelle forme più corrette in base appunto al loro handicap, ma soprattutto serve tanto coordinamento anche dal territorio, dalla regione, che ci aiuti a realizzare sempre di più queste forme di integrazione che sono, soprattutto sia dalla parte fisica che dalla parte psicologica, fondamentale per lo sviluppo dei nostri ragazzi.
Grazie per questa presentazione. Chiudiamo con una neo-associazione appena nata, la presenta Alice Leonardi, che è appunto la presidente di Ippocampo, associazione Ippocampo. Prego. Grazie Alberto, buonasera a tutti. Come anticipavi, Ippocampo APS è un'associazione nata da pochissimi mesi e l'idea di fondo di questa associazione è il fatto di poter essere un catalizzatore per tutta una serie di attività che stanno sul territorio, e da qui deriva proprio il nome polisemico che abbiamo scelto, Ippocampo come regione del cervello, quindi come attività della nostra associazione legata all'educazione, all'inclusione scolastica. Ippocampo come nome scientifico del cavalluccio marino, che rispecchia l'attività del comitato scientifico che stiamo portando avanti in collaborazione con il Centro Regionale per l'Autismo di Verona. Ippocampo come figura dell'araldica civica, quindi come attività della nostra associazione legata all'inclusione sociale, per fare in modo che i ragazzi, i bimbi riescano in qualche modo ad avere un'attività e una presenza sociale quanto più semplice possibile. Ippocampo come figura mitologica leggendaria e quindi a protezione di queste figure fragili. Ippocampo infine come satellite di Nettuno che si occupa di comunicare e di mettere insieme più associazioni e più enti sia del pubblico che del privato. La primissima attività che abbiamo messo in campo, e letteralmente in campo, è proprio in collaborazione con VK Events per l'avvicinamento di un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome dell'autismo nei confronti dello sport, del tennis in questo caso. VK Events hai già presentato la partnership, e allora passiamo subito il microfono a Carlo Piccoli, che è in rappresentanza di VK Events che quest'anno, come dicevo prima in presentazione, organizza gli internazionali di tennis, il tennis importante, il tennis d'elite torna a Verona dopo più di 30 anni. Sì, buonasera a tutti, ciao a tutti, grazie di questo invito. Io sono veramente un po' un pesce fuor d'acqua rispetto alle enormi, importantissime esperienze che voi vivete direttamente sul campo su queste problematiche. Però molto volentieri, insomma, in occasione di questo torneo che organizziamo, che è un torneo professionistico ATP, quindi consegna punti validi ai giocatori per la classifica mondiale ATP. Sono 30 anni che a Verona non era presente, lo riportiamo finalmente, sarà un appuntamento annuale, si ripeterà tutti gli anni, e dal 16 al 21 agosto nella sede dell'AT Verona in via Colonnello Galliano. Chiacchierando con gli amici Alberto e Lucia in preparazione a questo grosso evento, casualmente, ma spesso le cose più importanti accadono forse casualmente o per destino, a seconda dei punti di vista, ci hanno parlato di questa nuova fondazione, del problema dei bambini autistici, di cui ero totalmente ignorante, e è nata l'ipotesi, l'interesse di valutare come e se, questo lo stabiliranno gli esperti guidati dal professor Zoccante, il tennis può entrare nella sfera delle terapie possibili. È una cosa che ci entusiasma, mi entusiasma particolarmente perché io di mestiere faccio l'imprenditore, faccio tutt'altro, ma da 8 anni seguendo un giocatore professionista che è stato 150 al mondo, in giro per l'Europa. Ho conosciuto il mondo del tennis da di dentro in modo molto approfondito e devo dire che molto poco si conosce della stessa problematica che i ragazzi che vogliono fare i professionisti nel tennis, della fatica mentale che questi ragazzi devono sopportare dall'età dei 14-15 anni fino all'età della maturità, rischiando, secondo me, delle vere e proprie disabilità psicologiche non indifferenti. Ma è questione di questi giorni, l'abbiamo visto in altre discipline, anche alle Olimpiadi, esatto. Il numero 1 femminile del tennis, Osaka, il numero 1 della ginnastica mondiale americana, che incominciano a raccontare finalmente di quali pressioni e di quali, sono ignorante, ma credo disabilità psichiatriche incomincino a soffrire, ed è una cosa folle,
Per cui se anche nell'ambito degli sport professionistici, addirittura come nel tennis, che è uno sport esclusivamente individuale, quindi che dovrebbe per definizione, secondo i luoghi comuni, precludere ad ogni relazione durante la partita, quindi è una pressione pazzesca, si incominci a tener conto di quali sono i rischi e di forse incominciare a vivere anche questi sport all'estremo della specializzazione professionistica con uno spirito e un'ottica forse un po' diversi per il benessere stesso di questi ragazzi. Quindi se all'interno degli sport professionistici si aprono delle finestre che non sono per pietà o per compassione, ma per maggiore intelligenza a vivere il proprio professionismo, io credo che faccia del bene a tutti. Beh, insomma, io passo subito il microfono al professor Zoccante. Parole interessanti e importanti quelle di Carlo Piccoli. Ha toccato veramente tanti tasti, la disabilità mentale, i problemi psicologici che possono affrontare e devono saper magari superare gli atleti di alto livello. Ecco, dalla tua esperienza, Leonardo, quanto è importante l'aspetto mentale nello sport a 360 gradi e quanto può diventare un po' di una problematica? Sicuramente, diciamo, l'esperienza sportiva, ma in tutti gli ambiti, ma soprattutto poi ai livelli più alti, richiede, oltre che uno spirito, diciamo, di preparazione, di formazione, eccetera, ma anche uno spirito di motivazione, di slancio nel raggiungere determinati obiettivi, senza però farsi prendere dal carico di lavoro che è quello ovviamente legato poi allo sport, quando viene vissuto come uno sport legato alla resa, alla vincita, alla gara, che comporta quindi una competizione. Mi interessava però sottolineare che come centro regionale stiamo cercando di promuovere quello che è non solo l'attività sportiva fatta così perché devono fare dell'attività sportiva, dobbiamo uscire da questo, ma dobbiamo invece cominciare a fare un'attività sportiva che sia adattata alle caratteristiche della persona e del tipo di disabilità, perché questo è molto importante. Infatti noi non parliamo di un singolo sport, abbiamo l'opportunità di avere una gamma di più sport che possiamo tramite questi rendere disponibile a tutte le persone con disabilità una loro partecipazione all'interno del mondo dello sport. Questo è molto molto importante. Come lo facciamo questo? Lo facciamo con delle profilazioni, con delle valutazioni del soggetto, tenendone in considerazione le caratteristiche, come ha detto appunto anche prima, il livello non solo mentale ma anche quello fisico. Teniamo in considerazione quelle che sono le peculiarità, ma partiamo soprattutto da un concetto che è fondamentale. Partiamo da quello che la persona, anche disabile, ha come interesse, quello che è il suo interesse verso un determinato tipo di attività. Da lì poi andiamo a fortificare, potenziare questo percorso che è favoloso. Prima ho presentato il centro, ma adesso vorrei proprio presentare questo ruolo che ha il centro regionale. Non proponiamo solo un'occupazione del tempo libero, ma quello che vogliamo è un'organizzazione, un coordinamento che faccia in modo che la famiglia, a seconda delle caratteristiche del proprio figlio, abbia lo sport più adattato e più corrispondente a quelli che sono gli aspetti funzionali. Questo è fondamentale. Leonardo, insomma, l'hai detto, a seconda delle abilità del ragazzo si sceglie lo sport, ma sempre dalla tua esperienza, quali potrebbero essere gli sport che più si possono prendere in considerazione per problematiche legate allo spettro dell'autismo? Allora, noi abbiamo delle disabilità fisiche, come delle disabilità ovviamente legate anche a una lentezza esecutiva, cioè una rigidità della persona nel poter eseguire determinati movimenti, una stanchezza che può essere data da un allentamento molto prolungato, come possono essere nelle condizioni ovviamente che hanno citato prima,
ma ci sono anche, diciamo, in particolare nell'autismo, persone che possono eseguire dell'attività sportiva, ma in un ambiente protetto, dove ovviamente l'impatto con il cambiamento, la modifica, agli ambienti rumorosi possono diventare controproducenti alla fine di portare a termine il progetto stesso, perché la persona con autismo è forse la persona che più di tutte richiede una protezione che deve tenere in considerazione le sue caratteristiche psicologiche, è fondamentale. È un lavoro molto complesso nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, individuare, incanalare le persone all'interno di attività sportive che possano essere ben, diciamo, produttive e utili. Faccio un esempio: se abbiamo bisogno di fare in modo che la persona sviluppi una turnazione, uno scambio con l'altro, ecco che allora il tennis può diventare, pur mantenendo la distanza, la persona con autismo sviluppa la capacità di tornare con un'altra persona all'interno di un'attività sportiva, ma poi il cavallo potrebbe essere un altro aspetto molto importante per quanto riguarda la sincronizzazione motoria. Quindi anche pet therapy in generale. La pet therapy in generale, ma abbiamo anche altre attività che possono essere più individuali, il nuoto, che alcune persone con autismo possono sopportare molto meglio, perché rimangono attività individuali che garantiscono a quella persona una certa sicurezza. Poi ci sono invece altre attività che invece richiedono una maggior collaborazione nel gruppo. Questo usualmente nell'autismo lo facciamo in maniera graduale, preparando il terreno. Quello che, ecco, il secondo obiettivo di questo importante incontro, che questa sera ringrazio perché ci dà l'opportunità di affrontare, è che noi, come dicevo prima anche al presidente del Circolo del Tennis, noi abbiamo la possibilità anche di fare una formazione sui nostri operatori, che è fondamentale. Cioè, chi viene inserito in questo tipo di attività richiede comunque una formazione che gli permetta di organizzare l'ambiente, in particolare riguardo all'autismo, che sia un ambiente prevedibile. Che cosa voglio dire? La persona con autismo deve capire che cosa succede prima, col supporto magari di immagini, di esempi, anche di attività concrete, che diventa fondamentale. Insomma, abbinare e supportare l'attività del centro regionale in questo caso non è facile, bisogna anche sapersi adattare ed essere in linea con quelle che sono le esigenze di questi ragazzi. Piero, invece, per quanto riguarda, tu l'hai detto un po' prima, presentando Abeo e presentando le difficoltà che vanno a affrontare i bambini in questo caso, ma anche le famiglie. Dalla tua esperienza, insomma, voi siete legati molto, mi viene così di primo acchito, all'Hellas Verona, ma avete ottimi rapporti con tutto lo sport veronese. Dove hai visto maggiore attenzione, maggiore interesse da parte dei bambini, e dove hai visto maggiori anche recuperi o recuperi più veloci o svolte in situazioni che sembravano un po' segnate? Scusate, lo sport veronese è passato tutto dal reparto di oncoematologia pediatrica, però un ruolo importante li hanno sicuramente i genitori. Il genitore è quello che identifica meglio il figlio, cioè che conosce meglio il figlio, e che la parola del genitore sul ragazzo o sulla ragazza sicuramente ha un peso importante. Poi diciamo che ci sono gli educatori, il psicologo, che sono sempre vicini a questi ragazzi. Parlo del percorso terapeutico, perché finito il percorso terapeutico i ragazzi non vogliono più sentir parlare di Abeo, non vogliono più sentir parlare di oncoematologia pediatrica, vogliono nella memoria cancellare la loro esperienza. Sicuramente il calcio è lo sport più comune, lo sport più importante, lo sport che dà diciamo più visibilità anche sui giocatori, sull'atleta. Perciò un atleta famoso che
gioca a calcio, se viene in reparto, diciamo che ha un impatto più emotivo sul ragazzo di un sciatore oppure di un ragazzo che gioca a tennis, diciamo Certo. così. Pertanto anche il rugby è stato molto vicino alla nostra associazione, il basket, il volley Verona, diciamo che tutte queste associazioni che sono molto sensibili all'oncoematologia pediatrica sono transitate dal nostro reparto. Però io, scusatemi, la mia esperienza è trentennale, il ruolo importante ce l'hanno i genitori. Quando vi è una famiglia un po' uno da una parte e l'altro dall'altra, il bambino ne risente o la bambina ne risente sicuramente in maniera importante. Poi ci sono tutte queste figure professionali, come dicevo prima, che hanno un ruolo importante. Abeo si fa carico di assistere tutti questi ragazzi con queste tutte figure professionali, però lo sport rimane sempre la terapia migliore. Lo sport può essere anche un aiuto alle famiglie, perché dà un momento di svago, dà un momento di distensione da una situazione che insomma è inevitabile possa portare anche grosse difficoltà a livello mentale. Qua Di solito vicino al bambino parliamo di bambini che vanno dai 6 anni ai 12-13 anni, c'è sempre un genitore, comunque, perché poi il bambino o la bambina si sentono protetti dalla figura del genitore e difficilmente si staccano anche in un momento di svago. Ok, perciò il genitore ha un peso veramente importante nel proseguo, ma anche nel consigliare lo sport, perché come diceva il professore, individuare l'attitudine che un bambino può avere o per il calcio o per il basket o per il volley o per il tennis o per qualsiasi altro sport è importante. È importante anche l'animale, è importante il cavallo, è importante il cane, perché il cane ha una sensibilità incredibile, l'asino ha una sensibilità al di sopra del cane ancora di più, riesce ad analizzare la persona, il bambino che gli è vicino. Sono tutti quanti fattori e componenti di un puzzle che, se messo insieme, può veramente portare tanta. Cristina, dalla tua esperienza, gli sport che l'ho anticipato prima, no? Gli sport che hanno avuto più successo nella vostra attività. Sì, ecco, faccio una piccola premessa, mi riaggancio un po' a quello che ha detto Leonardo prima, che sicuramente partire dalla motivazione è la cosa basilare. Faccio un piccolo cappello, nel senso che molto spesso la persona con autismo, direi le persone, cioè gli autismi sono veramente tanti, quindi noi dobbiamo andare incontro un po' a tutta la nostra, alle nostre sfumature autistiche, e quindi molto spesso andare a coprire la fascia, come ti dicevo prima, del tempo libero non è così facile, perché nell'autismo la difficoltà di mettersi nei panni dell'altro, la difficoltà di relazionarsi con il prossimo, nonostante il percorso educativo che possa aver fatto, e qui i genitori sicuramente fanno la differenza, questo però ovviamente incide un attimino su quegli sport di squadra. Sicuramente lo sport di squadra è inizialmente difficile da affrontare per i nostri figli. Non è impossibile, ma è difficile. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5 anni, come rete di associazioni, per andare incontro un po' anche alle esigenze di fornire anche un momento di sollievo alle famiglie, ma nel contempo dare un tempo libero di qualità, abbiamo fatto un lavoro di territorio, abbiamo scelto le persone con le quali lavorare, le associazioni sportive. Non è così facile, il lavoro è molto lungo, bisogna strutturare, non c'è niente di improvvisato purtroppo nell'autismo, quindi bisogna anche trovare dall'altra parte quella comunità che accoglie queste persone. In questi ultimi anni abbiamo veramente fatto dei progetti che sono stati un po' una sfida. Uno dei progetti che è nato ultimamente è stato quello in collaborazione con la Rugby Tots. Sentendo parlare prima Pietro lo voglio nominare, perché abbiamo
proprio cercato di prendere i bambini piccoli e iniziare in un percorso monitorato e direi così quasi in un ambiente ristretto. Abbiamo cercato di lavorare con questi professionisti, affiancati però sempre da psicologi che facessero da ponte, perché accogliere un bambino, un ragazzo con autismo, la prima cosa che tu devi imparare a fare è conoscerlo e creare un rapporto empatico, altrimenti non vai da nessuna parte. È stato un progetto che è partito 2 anni fa, ha visto 8 bambini in questo percorso monitorati da degli psicologi. 2 di questi bambini adesso sono inseriti con i loro compagni nel gruppo normotipico. Questo è un successo enorme. Non si è andata a misurare l'abilità del rugby, ma la capacità del bambino di rimanere in un ambiente, avere i tempi di attesa, riuscire a seguire un turno, a guardare l'altro bambino per fare un'azione condivisa. Questo è stato importantissimo per fare un salto di qualità e offrire alla famiglia poi l'inserimento veramente nel territorio, quindi veramente parlare di inclusione. Per parlare di inclusione vuol dire che l'ambiente che accoglie questi ragazzi deve in qualche modo accogliere cambiando un po' il contesto. Se non capiamo questo facciamo veramente tanta difficoltà a inserire i ragazzi. L'altro grande progetto che ormai ha 9 anni, che è partito con 4 bambini, è lo sport del judo. Il judo, le arti marziali, abbiamo visto che per i nostri ragazzi, ricordo che i nostri ragazzi sono anche ragazzi che hanno molto spesso delle problematiche comportamentali, nel senso che non riescono tanto ad avere la coscienza armonica del proprio corpo. Quindi in quel caso è stato proprio anche lo sport che ha aiutato proprio come terapia la consapevolezza di questo ragazzo a entrare in armonia col proprio corpo. 4 bambini partiti 9 anni fa, adesso siamo arrivati a 25, 27, forse anche di più in questo momento, ragazzi inseriti in un percorso in collaborazione con inizialmente la Judo Kiteiru, che si è spesa, si è proposta, si è formata e ha creato poi la Judo in Armonia, con la quale tutt'oggi collaboriamo. C'è un progetto bellissimo, un progetto Erasmus che presenteranno qui il prossimo anno, dove 2 di questi ragazzi sono riusciti a entrare anche in piccoli contesti internazionali. Ecco, il percorso fa la differenza, la continuità. La continuità è stata data anche da queste persone, da questi judoki, perché lavoriamo sempre con persone dello sport di appartenenza nel quale vogliamo entrare, hanno seguito e hanno mantenuto la loro disponibilità. Ma perché l'hanno mantenuta? È tanto importante per noi famiglie, per noi rete, cercare di curare le persone che si avvicinano a noi nel mondo dello sport, affiancarle e costruire insieme un percorso. Abbiamo visto che questo fa veramente la differenza, quindi c'è veramente tanto lavoro, non si improvvisa. Molto spesso alcuni sport fanno fatica, perché alcuni dei nostri ragazzi sono ragazzi impegnativi, non sono tutti Asperger o alto funzionamento, quindi lì diventa difficoltoso. L'altro sport che ha visto molto successo è stato il basket. Abbiamo fatto una sfida, un progetto basket durato 2 anni, poi si è fermato con il Covid. Anche lì, grazie a un allenatore molto sensibile, siamo riusciti a creare dei piccoli gruppi, e lì è stato un avviamento al basket, perché lì c'erano veramente tanti stimoli e c'era il concetto già di squadra, quindi lì è stata un po' una sfida. È stata una sfida che ha visto 2 dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto entrare poi in una piccola squadra di basking e alla Special Olympics. Quindi questi sono i risultati che portano a dire siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare insieme. L'ultimo progetto che voglio citare, che è partito l'anno scorso e ha avuto tanto successo, è stato il Nordic Walking. Il Nordic Walking, molti dei nostri ragazzi fanno fatica, lo sforzo fisico protratto per tanto tempo non è così scontato. Il Nordic Walking, la camminata sempre con ovviamente coach che fanno questo di mestiere, affiancati sempre alle associazioni e a degli educatori che facevano da ponte, hanno creato questo bellissimo progetto. È partito l'anno scorso con 11 ragazzi
adolescenti adulti e 8 bambini più piccoli. Inizialmente è partito con il coinvolgimento proprio dei genitori, quindi era la passeggiata domenicale. Dalla passeggiata domenicale si è usciti con dei educatori e dei coetanei, e si è arrivati a fare 3 o 4 ore di camminate, e si è arrivati quasi ai 10 chilometri, con l'uso delle bacchette in maniera sempre più funzionale, ma si è creato un gruppo e questo è stato bellissimo. Con 4-5 di loro si può pensare già il prossimo anno di uscire con i 2 sportivi che hanno curato la parte proprio sportiva del progetto, e fare, perché no, una francigena ad esempio, in tappe, rimanendo fuori a dormire, quindi si va anche a toccare la sfera psicologica, l'inclusione e l'autodeterminazione, il fatto di sentirsi parte di un gruppo e l'autonomia. Ecco, questi sono stati, questi 4 progetti, mi sento proprio di dire che sono stati per noi molto, e per le nostre famiglie. Sono transitate circa una 70ina di famiglie in tutti e 4 i progetti, ha fatto veramente la differenza. Lo sport sicuramente aiuta. Progetti molto importanti. Cristina ha detto una parola che forse anch'io mi sono dimenticato di dire all'inizio, che è inclusione. Lo sport crea veramente inclusione, lo crea su tutti i livelli, e a tal proposito volevo chiedere anche a Isabella Condravé Onlus, questa inclusione, ne avevamo parlato anche l'altra puntata che abbiamo fatto in diretta dall'Easy Golf, no? Il golf che crea questa parità, perché poi dopo alla fine si è soli con la pallina, tutti c'è l'obiettivo è andare in buca. Ecco, anche lì un progetto che ha creato un beneficio non solo al bambino o al ragazzo che provava lo sport, ma anche alle famiglie che sono trovate in un ambiente sano, tranquillo, rilassante, e quindi un momento veramente di condivisione e inclusione a 360 gradi. Sì, assolutamente, mi fa piacere cosa diceva il presidente Abeo, appunto il ruolo delle famiglie, assolutamente, e soprattutto anche perché parliamo di disabilità, ma le disabilità hanno tanti colori e tante sfumature. L'autismo ha le sue caratteristiche, però abbiamo altre problematiche, i ritardi cognitivi o in particolare l'epilessia, soprattutto quella farmacoresistente, ancora crea problemi nell'inserimento dello sport per il rischio di una crisi epilettica, e sempre più difficile integrare anche questi ragazzi. Quindi mi piace parlare di sport e disabilità perché dobbiamo dare a tutti la stessa possibilità e soprattutto trovare collaborazioni. Io credo che ce ne sono nate tante negli ultimi periodi, ma ne servono molte di più, perché trovare appunto l'insegnante sensibile, l'educatore, poi hanno bisogno di supporto questi ragazzi, non possono essere piazzati lì senza lo psicologo che li segue, e devo dire che il grande lavoro della neuropsichiatria infantile, sia del professor Zoccante che del professor Della Bernardina e il team della professoressa Darra, Cantalupo, insomma la neuropsichiatria supporta molto quello che è gli aspetti collaterali che devono essere supportati per questi ragazzi. E i genitori, ecco, io sono genitore di un figlio con l'epilessia, ovviamente, e mi trovo a fare l'assistente maestro di golf, l'assistente sci, l'assistente nuoto, l'assistente cavallo, l'assistente dell'assistente, perché il rischio di una crisi epilettica è un rischio che ovviamente le strutture sportive non sono ancora in grado di cogliere al 100%, quindi hanno piacere una sorveglianza importante. Però per questi bambini è importante soprattutto il movimento è salute, ricordiamoci, lo sport è salute. Abbiamo tanti bambini sovrappeso perché per il rischio di una crisi vengono tenuti un po' fermi. Alcuni sport troppo aerobici non sono indicati, poi il professore sicuramente avrà dettagli, altri appunto per rumore, per confusione, per gruppo, per altri ragazzini non sono fattibili. Però dobbiamo raggiungere lo scopo insieme, quello di dare ai ragazzi un obiettivo, e il golf è stata una grande soddisfazione perché quando la pallina va in buca e non sei stato bravo, amore di mamma, ma la pallina è oggettivamente un risultato tangibile. Poi i genitori, perché i genitori ogni tanto hanno bisogno anche di sollievo, quindi fare queste realtà, la passeggiate, piuttosto che stare in un ambiente come il golf all'aria aperta, permette anche loro un attimo di respirare, di uscire da tutte le dinamiche molto complesse che noi viviamo tutto il giorno con i nostri ragazzi, dall'integrazione scolastica, dall'integrazione nello sport, dalle loro attività culturali, ludiche, è tutto un trovare percorsi adeguati.
E questo io credo che dovremmo fare tutto uno sforzo di richiedere alle associazioni sportive di creare per tutti dei gruppi ludici dove sia più facile inserire i nostri ragazzi, perché nell'agonismo ovviamente abbiamo delle difficoltà a competere, però in ambito ludico sicuramente sì. E, ecco, io devo ringraziare davvero tutte le associazioni, le società sportive e anche le altre associazioni che hanno collaborato, perché senza la loro sensibilità penso che noi da sole non avremmo potuto realizzare tutto questo. In particolare appunto l'Easy Golf a Verona con il maestro Davide Villa, abbiamo appunto l'Edelweiss, anche lo Sci Club che si è messo in gioco con l'associazione Libello La Giunca, Sci di Passione, che è dedicato a tutte le disabilità su a Folgaria, che ci dà una mano. Insomma, penso il Nippon di Pescantina, dovremmo allargare davvero la rete e metterci insieme, perché offrire un'opportunità a questi ragazzi, a questi genitori, è un aiuto fisico ma anche psicologico e che ci aiuta a vivere meglio, perché alla fine purtroppo non per tutti c'è la cura e la qualità di vita è un insieme di tanti fattori, anche quello dello sport, dell'ambiente in cui si può vivere serenamente e cui si riesce a integrare i nostri ragazzi in un mondo reale. E io credo che uno sforzo vada fatto anche per i ragazzini normo, che possono essere da esempio e dedicare del tempo ai loro coetanei, anche solo fare mezz'ora di assistente maestro è un obiettivo secondo me fondamentale anche per la loro crescita. Assolutamente sì. Perché devono ringraziare delle loro capacità, devono vedere quanta fatica fa un ragazzino che non ha le stesse possibilità e quanto felice è, quanto impegno ci mette. Io devo dire che rispettando i grandi campioni, che sicuramente di sacrifici ne fanno tanti, però io nel golf ho visto Matteo Manassero, i grandi campioni Pavan, veramente con le lacrime, per vedere quanta concentrazione, quanta fatica, ma quanta gioia avevano questi bambini nel provare a giocare a golf. E questo penso che sia un grande insegnamento, che se tutte le società sportive arruolassero i loro ragazzi non solo a diventare grandi campioni nello sport, ma anche nella vita, dedicando mezz'ora a chi non ha le stesse possibilità, faremo un grande lavoro per tutti, sia per i nostri ragazzi che per gli altri. Sì. E questo, tornando allo stress psicologico, credo che possa aiutare a ricordarsi che è vera tanta fatica, ma c'è chi non ha le stesse possibilità. Sì, assolutamente sì. Hai detto, Isabella, le famiglie, anche Pietro ha sottolineato l'importanza delle famiglie. Alice, Ippocampo, tra le varie sfaccettature che hai elencato prima tu, mette tra i primi posti il supporto alle famiglie, perché no, si diceva l'attività che fa il professor Zoccante va ad aiutare direttamente i bambini, ma le famiglie a volte magari vengono un po' dimenticate, non per cattiveria, ma perché l'obiettivo è il bambino. Ippocampo va ad aiutare le famiglie. Assolutamente sì, Ippocampo ha proprio diciamo nel suo decalogo di attività l'attenzione alle famiglie di questi ragazzi fragili e prima mi è piaciuto molto anche si parlava dei compagni di classe, no? Perché anche un altro aspetto molto importante delle attività che stiamo mettendo in campo in questo periodo è proprio quella di riportare poi anche a scuola e fare in modo che in qualche modo questi ragazzi abbiano l'opportunità di utilizzare questa attività sportiva come inclusione sociale all'interno della loro vita quotidiana, che è in primis la scuola, e questo credo che sia indirettamente anche un supporto alle famiglie che vedono in un qualche modo un'integrazione maggiore, più spontanea dei loro figli. Sostegno alle famiglie, attenzione alle famiglie anche rispetto ad altre attività a cui stiamo pensando, in particolar modo legate alle fattorie didattiche che da tantissimi anni sono presenti sul nostro territorio, non solo veronese ma italiano, e che si preoccupano di essere pronte ad accogliere questo tipo di percorsi alternativi e studiati affinché ragazzi e famiglie possano davvero godere di momenti di svago e di attività in tutta sicurezza e soprattutto in tutta tranquillità psicologica ed emotiva. Con la struttura che deve anche avere delle caratteristiche
per accogliere questo tipo di attività. Esatto. E insomma c'è in cantiere un'idea, no, di progetto, poi magari ne parleremo anche col professor Zoccante, Sì. di collaborare col Parco Natura Viva, no? Però Esatto. ci devono essere delle caratteristiche particolari, perché non è fattibile Esattamente, ci devono essere ovunque. delle caratteristiche non solo della struttura, e il Parco Natura Viva è sicuramente una struttura che ben si presta a diciamo accogliere questo tipo di famiglie, ma non solo, il fatto che insieme al professor Zoccante Ippocampo si preoccupa proprio di formare gli operatori che sono sul Sì. campo, quindi a volte bastano veramente pochissime degli accorgimenti piccoli o delle attenzioni molto, diciamo, per noi scontate, ma che in realtà fanno la differenza nella, diciamo, nell'attività e nel fatto di potersi godere questo momento di svago all'interno di un parco bellissimo come il Parco Natura Viva, che è anche fatto di animali, come si ricordava prima, che davvero hanno una capacità di interazione emotiva con questi ragazzi incredibile. Gli asini in particolare, i cavalli, ne abbiamo parlato anche prima, ma davvero hanno un'attenzione, riescono ad entrare davvero in sintonia con questi ragazzi, e i ragazzi si sentono davvero accolti in qualche modo, riescono, il professore mi correggerà se sbaglio, ma riescono davvero a farsi carico in qualche modo di un certo tipo di attività che diventa schematica, continuativa, che è proprio il loro pane quotidiano, è proprio la direzione in cui riescono meglio e si sentono molto appagati. Sì. Carlo, prima quando Isabella parlava e diceva, no, di questo connubio, no, dei ragazzi normo, chiamiamo così, che possono essere di supporto, tu annuivi. Tra le attività di VK Events, l'internazionale di tennis e il binomio con Ippocampo, cosa pensate di fare durante gli internazionali per promuovere anche questo tipo di sinergia tra ragazzi magari che hanno disabilità e ragazzi che possono essere di supporto? Dunque, durante il torneo sarà un po' difficile, perché il torneo chiaramente ha una durata di 6 giorni in cui si deve svolgere tutto e tutti concentratissimi e quant'altro. Chiaro che ci sarà tutta la promozione dell'associazione Ippocampo di questo progetto di test sulla possibilità che il tennis sia uno strumento terapeutico, con tutti i video che saranno esposti in tutte le forme in cui la fondazione riterrà utile, anche per raccolta fondi o quant'altro. Stiamo lavorando per individuare poi la struttura idonea che possa, selezionata dai professori e da chi di competenza, eseguire questo test in modo scientifico. E qui chiaramente il problema delicato è sicuramente chi saranno gli istruttori che avranno le qualità per essere formati, perché già quello è un passo importante, e che poi sappiano tradurre in azione durante le ore di lezione, assistiti da chi di dovere. Ero d'accordissimo con quello che diceva Isabella, perdonami se ti do del tu, ma non solo per quanta emozione può creare nei bambini il vedere questi altri bambini loro coetanei. Io direi ancora di più, vorrei che ci partecipassero i loro coach, cioè i loro educatori agonisti, perché questo è il problema poi fondamentale, che ci fossero loro a guardare e a partecipare, perché lo sport è assolutamente inclusivo per definizione, ma per l'esperienza che ne ho io negli sport agonistici, professionistici, guardate che non sempre è vero, anzi la situazione diventa così stressante che diventa poi un'esclusione di taluni o di talaltri, e il rapporto fra quelli che chiamiamo i coach e gli atleti è il problema fondamentale. E come in tutto il resto della società, ovviamente, perché non è che loro vivono fuori dalla società, i rapporti interpersonali stanno diventando sempre più difficili. Forse un pochino stiamo diventando tutti un po' disabili da questo punto di vista, perché ci si fatica sempre di più a capirsi e a comprendersi. Figuriamoci in un rapporto di coaching fra maestro e allievo che raggiunge livelli di complessità notevole negli anni. Per cui a me piacerebbe che i coach
e i loro allievi insieme partecipassero a questi lavori per capire non solo la differenza o la fortuna che questi hanno, ma proprio per entrare in rapporto fra di loro con la realtà che comprende anche questi altri bambini, che non sono fuori dalla realtà, fanno parte della realtà della vita. Allora in questo senso sì, che diventa completo il discorso. Insomma. Victor, prima tu non l'hai citato, l'hai citato ma non citato come nome, Victor Galovic, che con te organizza questi internazionali, sì. È il campione che tu hai seguito. Sì. Ecco, la domanda che sorge spontanea: può un campione come Victor diventare un coach, un esempio per questi ragazzi? Può essere lui una figura, e dopo lo chiedo anche al professor Zoccante, se un ex campione o un campione, se ben indirizzato, può diventare un esempio e uno stimolo per questi ragazzi? Sì, assolutamente sì. Occorre che sia, come nel caso di Victor, sicuramente, che abbia quell'umiltà di fondo di capire qual è stata la sua esperienza e che la sua esperienza c'è stata per il grande impegno, per la grande dedizione, ma anche per dei doni di natura che si è ritrovato, certo. Perché questi sono dati oggettivi. Se ha questa maturità e questa umiltà, è chiaro che non può fare altro che trasferirla. Di fatto stiamo già seguendo, aiutando anche alcuni ragazzi che hanno delle problematiche anche familiari, perché lo sport del tennis è anche difficile da un punto di vista economico e affettivo, nel quale il rapporto genitori-figli, vi dico che raggiunge livelli di tensione, di problematica che non è il caso di approfondire in questa sede. È un'altra problematica grossa quella lì. Effettivamente ce ne sono molti, fortunatamente, nel mondo del tennis, almeno io ne conosco parecchi, che stante la fatica che hanno fatto hanno l'umiltà e la maturità per essere di esempio su queste cose. O che ovviamente bisogna costruirgli le occasioni, perché normalmente non ci si pensa, perché un po' la disabilità è un po' un di cui dello stesso concetto della morte, no? Oggi pare che i ragazzi, soprattutto se sono sani, belli, che lavorano e giocano, non bisogna parlare delle cose, fra virgolette, brutte. Non bisogna parlare della morte, non bisogna parlare della sofferenza, non bisogna parlare di quello che è diverso dalla perfezione. E questo è un problema enorme. Qui invece bisogna farli convivere in modo maturo e accompagnato con tutta la realtà che comprende queste cose, quindi non sono brutte, sono la realtà. La realtà, la vita, è la vita. Leonardo, la domanda che ho fatto a Carlo: un campione, un ex campione può avere secondo te la capacità di diventare un esempio, ma può recepire quegli insegnamenti, quelle direttive per diventare un insegnante, ripeto, per questi ragazzi? Sì, secondo me sì, come ha detto appunto prima, ci vuole però una vena di umiltà, ci vuole una vena di interesse, di trasporto, perché il campione ovviamente ha gli strumenti per poter insegnare più di altri, però deve avere anche questa passione, questo senso altruistico che lo porta a mettere a disposizione il suo tempo a favore di chi è in una condizione di disabilità. Però adesso vorrei spendere 2 secondi per spiegare perché lo sport può essere di importante aiuto e sostegno nella disabilità. La persona con una disabilità, con disabilità, manca di una capacità di sincronizzazione rapida, di risposta immediata, di organizzazione di più livelli di pensiero che possano essere fluidi e adattabili in tempi rapidi nel fornire delle risposte a chi gli sta vicino. Lo sport, proprio per la sua caratteristica, la persona che esegue sport funge da esempio, da modello su cui la persona disabile può, partecipando all'attività, adattarsi e sviluppare quella che è un ruolo importantissimo per rendere la persona disabile più fluida nel portare a termine un'attività, ottenere dei risultati che mi va quindi ad arricchire la motivazione, proprio quella di
poter eseguire un'attività seguendo la traccia di chi la sta eseguendo. Ecco perché è importante inserire, a partire dal grande professionista, ma potrebbero essere anche alunni della stessa classe o famiglie che hanno dei figli piuttosto sensibili alla tematica, perché fungono da traccia, fungono da esempi su cui la persona con disabilità piano piano arricchisce il suo movimento, lo sincronizza, lo organizza in modo tale da poter centrare l'obiettivo. E quando una persona con disabilità centra l'obiettivo è come se noi facessimo un anno di intervento abilitativo. Questo è importantissimo, questo è fondamentale. Senti Leonardo, continuiamo con te. Di cosa ha bisogno il centro regionale che tu dirigi per farsi conoscere? Perché mi sembra di capire che di queste tematiche, o come diceva Carlo, perché si tende un po' a nasconderle perché non sono belle, perché si preferisce essere un po' più leggeri, un po' più frivoli, perché ci sono altre situazioni, queste tematiche magari non vengono raccontate e promosse come dovrebbero. Ecco, di cosa ha bisogno il tuo centro per farsi Allora, il conoscere? centro, praticamente il centro regionale si avvale di un'unica persona strutturata che è il sottoscritto, e quindi avrebbe bisogno di un supporto intanto di personale che mi permetta di fare formazione, non solo assistenza. Adesso io in ospedale eseguo assistenza che viaggia tra le 8 e le 10 ore al giorno. Questo mi riduce ovviamente tutta la possibilità di fare tutti interventi di formazione, di organizzazione, di coordinamento. Per cui il personale che è presente al centro regionale adesso è tutto personale pagato dal sottoscritto con contributi, finanziamenti. Una volta che abbiamo integrato il team, abbiamo la possibilità, anche se a dire la verità, grazie alle associazioni abbiamo già iniziato a fare questo lavoro, abbiamo cominciato a guardare fuori dall'azienda ospedaliera. Grazie alle associazioni, questo anche Ippocampo che è appena sorta, ma soprattutto all'ANZ, a un coordinamento veneto di associazioni che comprende 21 associazioni dedicate all'autismo, abbiamo cominciato a guardare fuori e a dire: la giornata è lunga, noi non possiamo pensare solo al momento scuola, al momento riabilitazione, ma dobbiamo pensare anche al tempo libero di questi ragazzi. E lo sport si inserisce a pieno regime nella gestione del tempo libero anche di queste persone, perché fornisce, diciamo, una continuità, un'organizzazione che diventano fondamentali per la persona disabile, la continuità. Quello che purtroppo svena la famiglia, che a lungo andare la porta verso un affaticamento cronico, è il fatto che la famiglia deve sempre essere in prima linea per portare avanti le attività. Se noi invece distribuiamo questo carico su più canali sociali, si alleggerisce, favoriamo la persona e facciamo in modo che quella persona possa manifestare la sua, un obiettivo raggiunto, che di solito si nota mediante un gesto molto semplice, che è il sorriso sulla bocca. Quindi condividere è la cosa migliore. Sì, Isabella. Sì, rimane il gap che appunto le attività devono essere seguite da psicologi e ci vuole un aiuto anche nel territorio. Noi dobbiamo dire che abbiamo un ASL anche esterno che ogni tanto partecipa, e devo ringraziare anche l'ASL 9 e le altre realtà, perché credo che diano una mano con gli operatori, però c'è bisogno di più, perché le associazioni devono supportare quei costi che sono dell'assistente che deve essere presente, dell'aiuto alle famiglie. Tante volte trasportiamo i bambini perché non tutte le famiglie hanno la disponibilità. C'è un contributo economico che dobbiamo chiedere alle famiglie, perché purtroppo le associazioni possono arrivare, ma non è facile. Quindi io credo che il tutto deve essere rivisto in un'ottica di lavoro di squadra, e tutti gli attori e tutte le associazioni, le società sportive, l'ASL nel territorio e anche gli specialisti dovremmo riuscire a creare una rete in modo tale da dare la possibilità alle famiglie veramente di alleggerire, perché soprattutto in questo periodo anche un costo aggiuntivo può
far precludere a un ragazzino la partecipazione. Noi cerchiamo di aiutarle tutte, però iniziano a essere anche costi importanti, ma poi soprattutto bisogna anche cercare di riorganizzare la logistica e avere, come dicevamo, siccome sono tutti diversi e sono d'accordo, fanno parte della normalità anche i ragazzi con disabilità, fanno parte del mondo, siamo di tanti colori tutti, anzi devo dire che tante volte sono più normali di altri, che altre problematiche hanno, ma lì si apre un altro mondo, lì si apre un altro mondo. Però appunto dobbiamo dargli la possibilità di farlo in maniera anche adeguata alle loro capacità, quindi c'è bisogno veramente di un supporto e anche di un contributo. Io premierei le associazioni sportive che ci aiutassero di più in quest'ottica, perché bisogna incentivare in qualche maniera, perché devo fare questo sforzo, quindi dobbiamo cercare di chiedere anche alla Regione Veneto o comunque un aiuto nel fare che diventi obbligatorio e brutto, diventi parte di una società sportiva, avere anche la squadra integrativa, non lo so, la squadra ludica per la gioia, e soprattutto però dare una mano alle famiglie, perché altrimenti verrebbe precluso, e se allarghiamo il cerchio anche i ragazzi possono scegliere, perché hanno i loro gusti, hanno le loro passioni, vuoi per il campione, vuoi per le possibilità, vuoi per le abilità. È vero che c'è il basket in carrozzella, è vero che ci sono altre realtà, tante volte non sono a portata di mano per tutti, per cui allargarle permette anche di avere lo sport un po' sotto casa, perché altrimenti precludiamo anche con l'esclusione. Posso dire una cosa? Sì, assolutamente. Proprio in questo senso abbiamo, tra l'azienda ospedaliera, la ULSS Scaligera e Intefiera Fiere Verona, stabilito un patto d'intesa. È possibile costruire anche dei rapporti più solidi con dei patti d'intesa di condivisione di una progettualità che è stato siglato 2 anni fa e che ha portato a dei risultati, il progetto Ride in the Blue, ma potrebbe essere fatto con altre società sportive questo patto d'intesa, ed è anche, come mi può appunto confermare la Presidente di Ippocampo, anche un prossimo progetto di costruire queste collaborazioni anche formali, anche con il Parco Natura Viva, perché nell'ottica sì di una fattoria didattica, ma anche sfruttando quella che è l'esempio, per esempio il comportamento dell'animale, per favorire l'apprendimento della persona con disabilità. E questo è un altro, per cui secondo me una collaborazione anche tra le associazioni è fondamentale, ma anche pensare in futuro a costruire dei modelli di interazione tra l'istituzione, le associazioni e il privato nel gestire una triangolazione, nel gestire la persona e fornire aiuti alla persona che ha una disabilità e che ovviamente merita più attenzioni di altri. Su questo vero, Piero, voi come Abeo questa triangolazione l'avete messa in piedi, si basa su questa triangolazione la vostra forza, no? Sì, è un progetto che è nato ancora all'inizio, alla fine degli anni 90, insomma, no? Abbiamo cercato di fare delle convenzioni con l'ospedale, con l'azienda ospedaliera integrata, dove per arrivare all'eccellenza, perché il nostro reparto oggi fa parte dei 44 centri di eccellenza italiani, e noi Cesaro, che insomma è un luminare, e noi siamo al 9° posto, perciò abbiamo scalato questa montagna a breve tempo, ma proprio per questa sinergia che si è creata tra l'ospedaliera integrata ed Abeo. Concretamente cosa è successo? È successo che 7 figure professionali che erano indispensabili per avere il reparto di eccellenza lavorano all'interno del reparto pagate da Abeo. E questo si è potuto fare stilando una convenzione prima con l'azienda ospedaliera integrata e poi con la Regione Veneto. Sono figure importantissime, perché sono figure che l'ospedale non era in grado di dare, di garantire, certo. E per la qualità delle terapie, per la qualità del vivere bene anche del bambino o della bambina, noi ci siamo veramente impegnati, perché Abeo vive esclusivamente di beneficenza. Okay. Perciò noi non abbiamo fondi istituzionali, non abbiamo fondi comunali, regionali e statali,
abbiamo solo la generosità della popolazione veronese e anche degli italiani, insomma, che vengono, perché il nostro centro è frequentato anche da bambini sardi, da bambini pugliesi, da Fuori bambini regione, certo. campani. Questo nel tempo ci ha portato a dei risultati che neanche noi ci aspettavamo così a breve termine. Però c'è molta, come si dice, c'è molta serietà, c'è molta categoria. Siamo, diciamo così, ferrei, no? Chi va in ospedale va solo in ospedale, chi viene in Abeo va solo in Abeo. Poi con la ristrutturazione di Villa Fantelli abbiamo allargato i servizi che noi diamo alle famiglie. Noi facciamo anche le pratiche della legge 104, perciò il genitore deve andare solo alle ACLI a firmare e poi gli arrivano i soldi, perché le malattie oncoematologiche riguardano anche una parte della legge 104 finché il bambino non viene dichiarato clinicamente guarito. E poi viene sospesa naturalmente. Ma abbiamo un'assistenza a 360 gradi che abbiamo deciso sia in ospedale che fuori da ospedale. Insomma. Quindi l'esempio di Abeo è un esempio che si può fare, è un modello che si può... Però possiamo dire che abbiamo trovato anche nell'azienda ospedaliera integrata un terreno fertile. Certo. Perché in una gestione precedente, e non faccio i nomi perché il professore conoscerà benissimo, volevano chiudere l'oncoematologia pediatrica perché sembrava un servizio aggregato dell'ospedale di Padova o di qualche altro ospedale. Ma guardi, noi mi fa venire la pelle d'oca perché ce lo auguriamo tutti. Perché ci siete già passati voi, e insomma perseverare ed aiutarsi. In questo caso, come hai detto tu, Piero, fare rete ha aiutato. Certo. Io dico che noi purtroppo abbiamo il reparto peggiore dell'ospedale, no? Perché già dà fastidio un adulto quando si ammala di una malattia oncologica, figuriamoci un bambino. Però a fronte nostra abbiamo anche dei risultati eclatanti, perché oggi la leucemia... Cambio il microfono. Bello della diretta. Oggi abbiamo l'85% di guarigione, insomma. Perciò è un numero devastante. Quando ero in ospedale io con mia figlia nell'89 le leucemie ne davano al 30%, al 25-30%. Perciò nell'arco di un trentennio abbiamo fatto passi da gigante. La medicina ha fatto passi da gigante, e oggi bisogna avere fiducia nella medicina, nelle istituzioni ospedaliere. Io dico che la sanità italiana funziona, perché i nostri bambini sono seguiti a 360 gradi. Scusi. Volevo aggiungere solo una cosa. Sì, io direi che oltre ovviamente ai bambini del reparto oncologico, la neuropsichiatria ci mette tanto alla prova, perché sono malattie croniche e non c'è guarigione. Quindi noi abbiamo la sfida, per quello ci serve lo sport. Noi è tutta la vita che abbiamo bisogno dell'integrazione, che abbiamo bisogno, non avremo una cura, possiamo solo cercare di farli vivere al meglio delle loro possibilità. E il meglio vuol dire il meglio nello sport, nell'inserimento lavorativo qualora possibile, nelle strutture adeguate. Quindi la nostra richiesta è veramente, e parlo di autismo, ma di problemi cognitivi, di epilessia, delle forme rare cognitive croniche. Quindi a me piacerebbe un supporto, un gioco di squadra proprio di tutta la neuropsichiatria infantile, perché sono i bambini che hanno veramente meno possibilità di altri e non hanno l'obiettivo purtroppo cura. Si può arrivare ad accontentare tutti, perché le possibilità ci sono, l'abbiamo visto, come si diceva prima, basta solamente trovare la sensibilità giusta e la chiave per aprire queste porte che a volte sembrano chiuse, ma poi veramente basta la chiave giusta e si spalancano. Bisogna avere perseveranza. Insomma, noi speriamo che con queste dirette, che sono una goccia in un mare, possano servire a sensibilizzare, a creare interesse. E noi come Sport di Più, ma è da anni che lo facciamo, siamo sempre attenti a queste tematiche, e anche noi in questi 10 anni di attività abbiamo visto che 12 anni fa parlare di un disabile che faceva sport, tanti evitavano,
Adesso se ne parla con più semplicità, si va ad apprezzare il gesto atletico, non si va più a guardare il poverino che in carrozzina cerca di far canestro, perché hai detto basket in carrozzina, sì, e quindi le cose stanno cambiando, bisogna avere la pazienza e la costanza di essere sempre lì, questo è immancabile. Noi abbiamo Guido Grandis, no? Guido sì, Grandis, Guido Grandis, ragazzo Down, sì. con la sindrome di Down, campione italiano di nuoto, e penso anche qualche medaglia europea, penso, no? Non vi so dire. Lui è guarito dalla leucemia, il papà mi diceva me l'hanno dato al 20%, invece è guarito, lavora in USL, ha trovato anche un posto di lavoro, è un traguardo importantissimo. Guido è un ragazzo meraviglioso, però volevo dire, noi dobbiamo investire sui giovani, okay. C'è un sottobosco di giovani meravigliosi, dobbiamo puntare su loro, bisogna fare comunicazione sui giovani, perché i giovani saranno poi i portatori di messaggi importanti. Certo. Volevo solo dire un'ultima cosa: quando parliamo di autismo stiamo parlando di numeri che sono in crescita in maniera incredibile. Adesso parliamo di 2 bambini ogni 100 nati colpiti da forme più o meno gravi o lievi di disturbi dello spettro autistico. In più ci sono delle altre forme che io seguo personalmente, perché siamo anche centro di riferimento per una sindrome che tra l'altro è molto interessante, la sindrome di Gilles de la Tourette, che in questi giorni vedo passano anche uno spot alla TV, e la sindrome da deficit attentivo e iperattività, di cui siamo sempre anche all'interno del centro della regionale dei disturbi dello spettro autistico, centro provinciale di riferimento. Abbiamo quindi delle condizioni che hanno numeri elevatissimi, perché tra la Tourette, lo disturbi dello spettro autistico e l'ADHD in età pediatrica evolutiva interessa il 15, quasi dai 12 al 15% della popolazione, dove in tutte e 3 le condizioni lo sport ha un ruolo importantissimo, e io spero che emerga al più presto questa sensibilità, perché se noi agiamo precocemente riusciamo queste persone a condizionare la traiettoria di sviluppo in maniera importante. Ma la Cristina Bogio, la presidente di ANSA, può in effetti aggiungere qualcosa. Sì, Cristina. Ma sì, ecco, i numeri sono ormai emergenziali. Diciamo, io sono madre di Davide ha 20 anni, è un autismo in funzionamento abbastanza complesso, ha comunque fatto un percorso nella sua vita di tutto rispetto, ha fatto degli sport, riesce a rimanere in un contesto sociale adeguato, ma abbiamo lavorato molto sul contesto di appartenenza, con un investimento familiare enorme. Io mi chiedo quante famiglie possono fare quello che ho fatto io con mio figlio. Io mi sento un po' fortunata, devo dire, nel senso che ho avuto sia in qualche modo il mezzo economico per fare questo, e ho incontrato persone con le quali ho condiviso e ho parlato di questa condizione che viveva Davide dell'autismo, e sono riuscita a creare intorno a lui un humus fertile, ma il carico familiare è stato enorme. Come coordinamento, come coordinatrice di Autismi Verona, quindi parliamo di 350 famiglie sulla provincia di Verona, e come vicepresidente di ANSA vi posso assicurare che ci sono molte famiglie che non ce la fanno, perché io non voglio togliere niente, non vorrei essere fraintesa nelle altre disabilità, ma quello che l'autismo porta in una famiglia è una goccia che quotidianamente uccide la pazienza delle famiglie. Non si riesce, se non ci sono aiuti esterni, la famiglia si trova in una condizione di burnout assoluto. Non voglio fare esempi tragici, ma in questi giorni, come ANSA, quest'estate proprio abbiamo voluto dare risposta a queste famiglie, perché ripeto, gli autismi sono tanti, molte volte
volte, riprendo quello che ha detto Claudio prima e sono d'accordo, molte delle nostre famiglie hanno avuto delle esperienze negativissime negli sport. I bambini anche non gravemente con un funzionamento molto complesso, ma anche un funzionamento medio nell'autismo che potevano essere inseriti. L'esperienza è stata disastrosa, negativa, l'inclusione, questo bambino ne è uscito disperato, sono arrivati in associazione a chiedere aiuto all'associazione per intervenire nel territorio per far sì che questo bambino potesse partecipare e quindi veramente ci sono delle situazioni devastanti. In questo momento, se posso dire, Sì, Alberto, assolutamente. l'iniziativa che proprio per Presentate rispondere, domani, no? presentiamo domani, proprio per rispondere anche a queste famiglie che non è che non ce la fanno, cioè non è che non vogliono, è che proprio certe volte non riescono, e il territorio, e dove vanno? C'è il privato sociale, cadono a ombrello, e per fortuna ci sono le associazioni che riescono a dare delle risposte, a prendere in carico per una piccola parte della loro vita il loro bambino e inserirlo in un territorio che è un territorio protetto, perché loro in questo momento non riescono ad accedere. Quindi quando parliamo di inclusione è una parola che riempie molto la bocca, ma l'inclusione passa da una modificazione del contesto. Quindi anche il grande campione può essere un esempio, ma se non è paziente, non è empatico e non si mette a un determinato livello, è difficile entrare, come dicevi tu, se non c'è un contesto, perché è più facile magari per il bambino, ma il bambino va guidato da un esempio che si cala nel contesto e non fa vivere la diversità. In questo momento abbiamo dato risposta a quelle famiglie che non sono riusciti ad esempio ad accedere ai CER comunali. L'estate è lunghissima, sono tante le settimane, molti di questi bambini vengono rifiutati perché hanno dei comportamenti problema. Dice no, guarda, me lo mandi, però se ha alto funzionamento lo prendo, se è grave guarda, ti entro pure a casa. Ma cosa vuol dire grave? Grave vuol dire che ha un funzionamento diverso, che se non c'è il contesto che si adegua in un certo modo, il bambino è ovvio che va in comportamento problema e deve essere abituato. Quest'estate siamo riusciti a organizzare questo centro estivo, che è riduttivo chiamarlo centro estivo, grazie proprio a questo lavoro sul territorio che le associazioni, anzi in particolare, hanno fatto in tutti questi anni. Quindi grazie al modello virtuoso che si è creato con l'amministrazione comunale e all'ASL Scaligera e al centro regionale, si è messo in piedi questo GREST dove 50 bambini beneficeranno di un intervento anche educativo all'interno di Villa Colombare, e domani riusciamo a presentare anche questo centro estivo che è partito già la terza settimana con successo, dove i bambini seguono un percorso anche di abilità sociali, e all'interno del GREST ci sono inseriti degli adolescenti 17-18 anni che ci aiutano in questo, ma sono adolescenti che seguono l'associazione da anni e che hanno vissuto con questi bambini determinati percorsi e che sono delle risorse sicuramente importanti all'interno del centro estivo. Ma ribadisco, quest'anno siamo riusciti a rispondere a un numero elevato, perché 50 non sono pochi, ve lo posso assicurare. Avere 15 o 16 bambini e ragazzi con autismo tutti nello stesso momento non è una cosa facile da gestire, anche perché parliamo di un autismo abbastanza importante. Quindi devo ringraziare veramente l'amministrazione comunale, l'ASL, il centro regionale che ci ha messo a disposizione delle risorse, anzi ha messo a disposizione delle risorse economiche, e siamo riusciti a fare questo. Deve essere un inizio di come diceva prima Isabella, collaborare nel territorio, e deve essere un punto di partenza per creare proprio sensibilizzazione, di dire anche con questi bambini si può fare. Perché dal primo giorno al 14° giorno i bambini sono cambiati da così a così, ma questo deve continuare per tutto l'anno, non può essere legato sempre all'intervento del privato sociale. Ecco quindi che mi rifaccio anche prima alla necessità del centro regionale, a quello che diceva anche Isabella, di creare una rete che sostenga, perché noi dobbiamo molto probabilmente cercare i soldi, e siamo, come diceva anche prima Piero, legati alla benevolenza degli imprenditori e degli amici che vengono, ma molto esatto, ma sì, però quest'anno siamo riusciti perché l'ASL ha dato comunque un aiuto
Quindi questo deve essere messo a sistema, deve cambiare un po' anche l'approccio culturale della diversità, perché questo è veramente un cambio che è un processo che va fatto nel tempo e che noi come associazioni tutti i giorni, quotidianamente, appena possiamo parlare di queste cose lo facciamo con il vicino di casa, con il panettiere, con gli insegnanti di judo, con l'insegnante. Adesso è partita anche una bella esperienza col calcio, tanto per dire. Chi mai avrebbe immaginato che alcuni dei nostri autistici potesse entrare all'interno di... È logico che i tempi sono molto rallentati, ma quando poi vedi l'allenatore che si stupisce, e questa è già un successo. Sì. L'allenatore si stupisce, ma deve poi rimanere nel tempo, e per rimanere nel tempo noi come ANSA abbiamo tanti volontari, tanti educatori, volontari non molto, ma educatori tanti, e rimangono perché abbiamo cura di loro. Li motiviamo e diamo attenzione anche a chi lavora con i nostri ragazzi. Questo è un altro aspetto da non considerare. Molto spesso vengono bistrattati gli educatori, gli psicologi, gli operatori sociosanitari, vengono veramente bistrattati, mentre invece lavorare anche in un clima di team, di squadra, di motivazione, e di dire: guardate, oggi è stato difficile lavorare con Davide perché ha fatto questo, come posso vivere queste cose in un ambiente, sicuramente fa la differenza e si può fare, questo sicuramente sì. Quindi Certo. veramente queste trasmissioni sono preziose, Alberto. Io, mentre tu parlavi, danno... Cristina, poi diamo il microfono a Isabella, io macinavo, perché poi dopo la mia testa è sempre... E io non vorrei spaventare gli amici di Avelia, che ringrazio ovviamente, perché sono loro, grazie a loro riusciamo a fare queste dirette. Io la butto lì, creare una trasmissione legata al mondo dello sport e della disabilità, partendo con la nuova stagione sportiva. Io la lancio, poi vediamo domani se i grandi capi di Avelia accetteranno questa proposta. Potrebbe essere un percorso da affrontare tutti insieme, riprendere tematiche che abbiamo sviluppato e abbiamo toccato questa sera, ma che abbiamo veramente solamente sfiorato. Raccontare anche le novità, raccontare i successi, dare visibilità a chi supporta, perché è anche giusto dire grazie in modo tangibile a chi aiuta. E quindi una trasmissione del genere, ripeto, lancio ad Avelia questo assist, vediamo se riescono a raccogliere l'assist e a segnare, ma sono convinto che arriverà alle orecchie giuste. Isabella, e dopo chiudiamo perché abbiamo fatto già quasi un'ora e mezza di trasmissione, e questo vuol dire che di cose da dire ce ne sono veramente tante. No, io volevo solo ringraziare, ma come diceva giustamente anche la Presidente, e qui mi riaggancio, si vince solo in squadra. Sì. Perché si può essere forti, ma quando siamo insieme, quando le realtà, e credo che pubblico, privato e le associazioni debbano lavorare in questo sistema, perché da soli l'ASL non ce la fa, il territorio non ce la fa, si rischia di abbassare il livello invece non dando le potenzialità ai singoli soggetti che hanno potenzialità diverse, come i Normo sono diversi, anche i nostri hanno potenzialità diverse. Quindi credo che il lavoro di squadra ci permetterà di vincere tutti insieme, quindi se ci sarà anche il supporto vostro di dare visibilità, perché l'altra cosa che manca è comunicare alle famiglie cosa c'è, cosa esiste di adeguato per i propri ragazzi. Tante volte le famiglie non lo sanno. Cosa si è fatto, cosa si sta facendo, progetti nuovi, idee nuove, stimoli nuovi per i ragazzi. Perché come diceva il professor Zoccante, hanno bisogno di un obiettivo, uno stimolo, anche per dargli la motivazione, nonostante le difficoltà, di vestirsi, prepararsi, avere il loro sport, avere le loro soddisfazioni. E questo penso che, come diceva giustamente, fa tanta terapia non facendo terapia. Quindi lo sport ha questo grande vantaggio, si divertono, giocano, fanno terapia senza accorgersene. Io credo dovremmo prendere, poi veramente chiudiamo, dovremmo prendere come esempio essere una polisportiva, una grande polisportiva dove ognuno ha la sua identità, ma tutti poi hanno un cappello che li riunisce e che tutti quanti hanno un unico obiettivo, che è quello appunto di dare visibilità e dare aiuto a chi veramente ne ha bisogno. Io posso solo dire Alice, prego, cosa, chiudiamo scusate, con Alice, esatto. giustamente. Dai. Grazie. Volevo dire, dal momento che Ippocampo è davvero un'associazione neonata, ma il suo ingresso è stato davvero accolto in modo straordinario
da un campione come è Victor e anche sì. dalla sensibilità di Carlo. Ci tenevo insomma a sottolinearlo e a ringraziarli per questo. Davvero ci siamo sintonizzati subito e hanno capito subito l'importanza di questo test, di questo studio scientifico che verrà fatto con questo gruppo di ragazzi che si avvicineranno al gioco del tennis, e speriamo che questa attività possa essere, questo test possa essere poi replicato in altri sport e che possa davvero portare le famiglie di questi ragazzi a respirare, ad avere la possibilità di occupare la giornata dei propri figli in modo costruttivo e proficuo, non solo per loro ma anche per i compagni. Assolutamente sì. Allora, E grazie. No, grazie a voi, grazie, e lascio il microfono, poi lo facciamo passare ad Alice Leonardi, presidente di Ippocampo, nuova associazione neonata. Grazie al professor Leonardo Zoccante. Leonardo, se vuoi dire un'ultima parola. Sì, io voglio ringraziare sicuramente le associazioni, perché le associazioni sono quelle che mi hanno permesso di vivere fino ad oggi, di resistere, di portare avanti le attività a cui dedico tutta la mia vita, il mio lavoro quotidiano. E quindi grazie alle associazioni, e poi volevo ringraziare a te, Alberto, perché proprio nel mezzo delle Olimpiadi hai portato il tema della disabilità e lo sport, per cui ti sono molto grato, è stata veramente una bella serata. Grazie a voi. E speriamo che Verona possa diventare un modello per altre città italiane, non solo, proprio riguardo a queste iniziative di sport e disabilità in un'ottica moderna, dove lo sport diventa veramente fruttuoso. Grazie Leonardo, grazie a te, grazie a Cristina Bosio. Ricordiamo l'appuntamento di domani, la presentazione. Domani mattina alle 10:30 ci sarà una conferenza stampa, ci sarà il sindaco, l'assessore Maillare, la vicepresidente De Berti ci ha onorato la sua presenza, e quindi daremo il via un po' a questo centro. E vedremo di essere presenti compatibilmente, grazie. per essere presenti anche noi di Sport di Più. Isabella Brambilla, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi di questa bella serata insieme, per aver toccato questo tema, e ringrazio sempre la neuropsichiatria infantile, perché davvero sta a fianco alle famiglie e alle associazioni, dando anche degli input corretti di come riusciamo a muoverci tutti insieme per i nostri ragazzi. Grazie. Microfono, grazie a te, grazie a Piero Battistoni, grazie Piero, grazie a voi per la tua testimonianza, per quello che fai per i bambini oncologici. Insomma, no, grazie a voi per la comunicazione. No, e grazie anche per la location, perché insomma Piazza San Zeno, posso dirlo, è una delle più belle piazze di Verona ed è sottovalutata alla grande. Scusa Alberto, questa è la prova generale comunque. No? Prova generale? Prova generale. No, magari cerchiamo una sera meno disturbata. No, ma va bene sentire che c'è gente, vuol dire che sta ripartendo tutto. Ma magari è importante che passi il nostro messaggio, che non sia disturbata. Insomma, ecco. Allora, facciamo così, vediamo cosa dice Avelia. Se Avelia dice ok, qua potrebbe diventare l'appuntamento settimanale fisso, la sede dove fare la nostra trasmissione. Perfetto. Avremo tutto quanto, quindi... Per me è una prova generale, bene. Perciò a disposizione vostra. E io l'accetto volentieri, grazie mille Piero. E ho tenuto ultimo, non a caso, Carlo Piccoli, perché? Beh, perché tu sei, adesso non vorrei che si arrabbiasse gli altri, tu sei l'unico sportivo, tu sei l'unico sportivo vero, nel senso che non sono sportivo. No, sei l'unico sportivo, sei l'unico che e io ti ringrazio sentitamente, perché vedere come il mondo dello sport, con una parola accetta di entrare in questo mondo, che non è un mondo facile. Insomma, ti fa onore a te, a Victor, a VK Events, agli internazionali di tennis, e spero che possa essere di esempio per altre realtà. No, grazie a voi. E per la questione personale, se io sono nato a Torino, a 300 metri da quello che adesso è l'ospedale Cottolengo, e che una volta era la piccola casa della Divina Provvidenza, per cui sì, da bambino io sono stato educato a un certo modo di guardare tutte le cose della realtà. Certo. Il problema è per i giovani d'oggi, come giustamente diceva il presidente Labio, bisogna curare loro, perché è comunque un problema di educazione, cioè se non glielo trasmettiamo nel modo giusto non può crescere nulla. Certo. Però non demoralizziamoci, anzi lavoriamo sodo, e nel tennis, così come in tutti gli sport, si può fare qualunque cosa. Certo. Basta lanciare i sassi e poi le onde vanno.
il fatto che noi poi trasmettiamo, grazie Carlo, il fatto che noi trasmettiamo poi sui social, questo sicuramente avvicina di più i giovani. Questo volevi chiudere, Leonardo, lascio a te l'ultima parola, il punto parola. E dopo ringrazio tutti e diamo l'appuntamento alla prossima. Dai. Diciamo che se ci viene data la possibilità di creare queste trasversalità tra associazioni, le istituzioni, gli enti e il privato, avremo occasione di mettere in essere dei progetti che diventano importantissimi per i nostri ragazzi, diventano molto importanti perché con costi ridotti permettono di ottenere risultati ancora più brillanti. Per cui a chi è in ascolto, a chi ha nel suo piccolo la possibilità di apportare un aiuto, un contributo, un sostegno, io mando questo invito. È fondamentale questa triangolazione, creare questo rapporto tra associazioni e il pubblico, studiando nuovi modelli anche di supporto, in modo che ognuno rispetti il settore dell'altro, ma che siano dei modelli di integrazione dove ne trae beneficio la persona che ha una disabilità, ma che tramite lo sport la vogliamo ridurre sempre di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito da casa anche questa sera numerosi. Appuntamento alla settimana prossima, parleremo di sport acquatici e saremo sul lago di Garda, parleremo di vela, windsurf, insomma di altri sport che si praticano sul lago di Garda e potrebbero essere anche questi degli sport che potrebbero entrare a far parte di questa bella e grande famiglia. Grazie a tutti, buonanotte, ciao!